Adesso mi odierà il coautore di Marco Alemanno, ma siccome non c'è uno strumento musicale, se no vi facevo sentire una cosa anch'io. Allora, scusate. Allora, bene, aprite le tende, perché vorrei farvi sentire, ed è un omaggio al mio amico Salvatore, a proposito di musica nella parola. Lo sapete che Sant'Agostino diceva che cantare e pregare 3 volte, perché in realtà la parola, che è musica da sola, viene assolutamente supportata dalla musica che l'ambiente ti dà. Pensate a quel capolavoro, non so se avete in mente Uccellacci Uccellini, il film di Pasolini, il capolavoro che fece Totò, che era la predicazione per insegnare agli uccelli a parlare. Se non ci fosse stata la sonorizzazione sotto sarebbe molto meno. Adesso non è che facciamo un concerto, ragazzi, non cominciate. C'è qualcuno che vende le aranciate, i brustulli, Chiederei per favore, dedicato al mio amico Salvatore che mi ha regalato un suo quadro bellissimo, chiederei, e qua forse perdo l'amicizia del produttore, a Marco Alemanno di recitare una poesia che conoscete, con io che suono dietro, e che credo che sia la poesia più visionaria, più straordinaria della nostra letteratura. Io ho una piccola confessione da fare: io non sono mai riuscito a leggere Dante, perché non ci riuscivo ad andare avanti, a proprio una questione di DNA. E allora la poesia di Leopardi, che è un grandissimo poeta visionario, secondo me, è come Philip Dick, voglio dire, è un autore di fantascienza, e questa poesia, vi rendete conto quanto è fantascienza pura e quanto è bello fargli da supporto musicale. Chiaro che bisognerebbe studiarlo, ma siccome io ho la presunzione di non aver mai studiato, farò il supporto musicale che mi viene al momento. Però chiedo perdono a Marco Alemanno, ma di dedicare a voi tutti per primi, ma anche per primo a Salvatore, grande scrittore, che fa anche rima. Salvatore, grande scrittore. Volevo dirvi una cosa, Alemanno è abituato a queste cose. Pensate che eravamo in una trasmissione in diretta su Rai 2 con Mollica e lui non se l'aspettava, e io avevo l'ambizione che questa poesia fosse letta, perché stavo facendo una specie di discorso sul linguaggio, sulla parola, quanto fosse figlio della musica, e la musica soprattutto figlio della parola. Quando abbiamo fatto questa cosa non c'era il pianoforte, e per fare la musica in diretta su Rai 2 alle 9 l'unica musica che riuscivo a fare era, perché volevo dire che sembrava il vento. La canzone è l'infinito di Leopardi, la poesia. Devo dire che sono stato preso con un cretino da Mente Italia, perché però era suggestivo anche così. Pensavo agli studi di Radio Londra, pensavo a Marconi, pensavo a tutte queste cose. Lo spettacolo era teatralizzato da me, dentro di me, per cui il primo fruitore ero io, che immaginavo quello che mi passava per la testa. Adesso c'è un pianoforte e quindi le cose si fanno meglio. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi là da quella, e solo in silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi soffien l'eterno e le morte stagioni,
e la presente e viva, e il suono di lei. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Ecco, io vorrei che il nostro incontro fosse concluso da veramente un grande maestro che è Salvatore. Dici qualcosa, Salvatore. Prima parlavamo di contenuto e di contenitore riguardo alla musica, riguardo all'arte genere. Io credo, sono d'accordo con te in assoluto, che il contenitore può cambiare, ma il contenuto non deve morire, può solo migliorare. Rispetto ai giovani, allora dico sempre, non fatevi, Pasolini usava la parola omologazione, io poi, siccome non sono mai stato plasmoniano, uso la parola omogenizzazione. Non fatevi omogenizzare soprattutto il cervello, diventate guardoni del televisore, diventate guardoni di tutto quello che vi passa la vita, ma non diventate guardoni, diventate protagonisti, e per fare quello abituatevi, almeno come facciamo noi, lui nel suo caso a scrivere libri con le note e io nel mio caso a scrivere canzoni con le parole. Questo è l'augurio che vi faccio.